Buongiorno a tutti amici dello Scrigno del Calcio, bentornati alla rubrica La partita della settimana. Amici del Torino, non vi offendete, non è colpa mia, io faccio cronaca, ricordo partite del passato, non abbiatecela con me per carità. Oggi si gioca il derby di Torino, Juventus Torino, e io vi vado a parlare di una partita abbastanza clamorosa tra le due squadre della 12ª giornata del campionato 95-96. Parliamo del 3 dicembre del 1995, una mattanza clamorosa da parte della Juventus, campione d'Italia in carica e futura campione d'Europa, che batte il Torino per 5-0. Arrabbiate, tifosi Granata, purtroppo prendetevela magari con le proprietà e le dirigenze del Torino, che sono 40 anni più o meno, che forse meno di 40 anni, che propongono questi scempi assoluti. La Juve domina il derby. Juve campione d'Italia, non è partita benissimo in campionato, ha perso lo scontro diretto col Milan, vede allontanarsi il Milan in testa alla classifica. Si capisce che è una squadra, e si vocifera che sia una squadra che quell'anno abbia un po' accantonato la lotta a scudetto per concentrarsi sulla Coppa dei Campioni, che effettivamente vincerà poi a maggio del 96 nella finale di Roma con l'Ajax. Queste polemiche irritano Lippi e la Juventus, che decidono così di vendicare un po' tutte queste male lingue nel derby contro il malcapitato Torino, che sta vivendo una stagione drammatica sportivamente, che porterà il Granata alla retrocessione in Serie B alla fine del campionato. Finisce 5-0 per la Juventus. Adesso vi vado a leggere, come si diceva una volta alla radio, la successione delle reti. È la grande serata di Gianluca Vialli, che farà 3 gol quella sera. Segna al terzo minuto, al 26esimo e al 43esimo, quindi Juve già sul 3-0. Poi al 47esimo segna pure Ciro Ferrara per il 4-0, e poi al 68esimo viene lasciato tirare a Fabrizio Ravanelli il calcio di rigore del definitivo 5-0. Dopo questa partita il Torino esonera Nedo Sonetti, che aveva fatto tanto bene l'anno precedente, sfiorando anche la qualificazione in Coppa UEFA, dopo che il Torino di Rampanti era partito malissimo. Al suo posto arriva Franco Scoglio. Non riuscirà nemmeno Scoglio a risollevare il Granata. Arriverà poi Lido Vieri nelle ultime partite e farà giocare praticamente solo i giovani, a retrocessione ormai quasi annunciata. La Juve, come vi ho detto, arriverà seconda in campionato e vincerà la Coppa dei Campioni contro l'Ajax. Buttatela via, insomma, pazienza, essere arrivati secondi in quella stagione. Vi faccio vedere le 2 pagine che il Guerri Sportivo dedica al derby della Mole. Guardate qua. Con Vialli, Matador, non c'è scampo per il Toro. A me pure queste battute pure sul Toro fatte una volta sono pure piacevoli. Poi quando si usa ogni volta la stessa metafora mi annoia. Questa è la prima pagina, e ce n'è pure un'altra dedicata al derby di Torino. Guardate la faccia di Sonetti qui, non certo felice di questo andamento. Tra l'altro il Torino veniva da 2 derby consecutivi vinti, quelli della stagione precedente, uno vinto per 3-2 e uno vinto per 2-1, quindi c'era probabilmente anche questa sorta di sete di vendetta da parte della Juve contro i cugini. Vi faccio vedere anche le due rose, diciamo, dall'album della Panini. Questa è la Juventus. Ecco, la Juventus, futura campione d'Europa e campione d'Italia in carica. Vedete anche il tricolore sulle maglie. Vedete anche dei capelli di Conte abbastanza bizzarri. E vi faccio vedere ovviamente il Torino, che finì in Serie B. Eccolo. Torino 95-96, non certo la migliore espressione dei Granata
che pure avevano disputato una prima parte degli anni 90 di tutto rispetto, con la vittoria della Coppa Italia e la finale di Coppa UEFA persa in maniera molto sfortunata con l'Ajax. Torino in grande difficoltà anche dal punto di vista economico. Questa è la partita della settimana, dunque Juventus-Torino, che si giocherà in questo fine settimana. Vedremo come andrà a finire. Ogni settimana andiamo a ripercorrere una partita del passato, prendendo spunto da una che si gioca in questo nell'attuale turno di Serie A, provando più o meno, come vi dico sempre, anche a rispettare il periodo dell'anno o la giornata in cui questa partita si gioca. Oggi è stato il turno di Juventus-Torino. Vedremo nelle prossime settimane che cosa andremo ad analizzare. Ci sarà poi anche la sosta della Serie A, e vi porto qualcosa anche durante la sosta, come ho sempre fatto in questi mesi e in queste settimane. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. La rubrica la partita della settimana torna ovviamente la prossima settimana, il prossimo fine settimana.